Sono ville, sono pascoli, sono boschi, sono qualche volta pezzi di montagna intera, finiti nelle mani di privati. La zona grigia degli abusi si estende in ogni angolo della Sardegna, dal Sulcis alla Gallura, dal Nuorese alla costa di Oristano. 10.000 ettari di terreni pubblici occupati abusivamente, una distesa enorme su cui sono sorte aziende agricole, case, hotel e persino villaggi turistici. Nessuno controlla e nessuno paga alcun canone. Le terre civiche, quelle che per legge dovrebbero essere sfruttate da tutta la collettività, rappresentano 1/5 dell'estensione della Sardegna, ma il patrimonio di tutti qui è finito nelle mani di pochi. Chi fa le spese di questo grande abuso? Proprio i cittadini, i titolari del diritto d'uso civico, che si ritrovano ad essere impoveriti 2 volte. La prima volta quando il terreno viene venduto illecitamente oppure viene occupato, la seconda volta quando magari viene sdemanializzato grazie a leggine regionali compiacenti. Nella mappa dei terreni pubblici finiti nelle mani dei privati c'è anche questa borgata marina, siamo a Mandriola, sulla costa occidentale della Sardegna, 200 case, forse anche qualcuna in più, costruite tutte sui terreni pubblici. Le terre civiche sono state vendute e rivendute da chi non ne aveva diritto e nel corso degli anni sono state costruite le villette a 2 passi dal mare. Ora, a distanza di 50 anni, il comune chiede di avere indietro tutti i terreni. Da quanti anni ha lei questa casa per le vacanze? Da circa 20 anni. E sapeva di averla costruita in un terreno pubblico? Non pensavo fosse più di terreno pubblico, ma di mia proprietà. Il rischio ora è che arrivino le ruspe o che dobbiate comprare un nuovo terreno. Speriamo che non si arrivi a quello. È un terreno pubblico, ma noi l'abbiamo comprato da un privato, a questo privato gliel'ha dato il comune, io l'ho pagato 50 milioni questo terreno. Il comune ci ha dato l'autorizzazione a costruire, la regione ha dato l'ok per costruire, abbiamo costruito, abbiamo pagato la Bucalus, l'abbiamo accatastato e stavamo vivendo tranquilli. Chi ha costruito queste case qua sapeva che erano dei terreni pubblici? Sì che lo sapeva, come non lo sapevano? Come che il comune ha concesso licenze edilizie su terreni gravati da uso civico? Non lo sapeva. Non sapeva che erano terreni gravati da uso civico. E questo sembra l'aspetto più curioso di tutta questa vicenda. Persino questa chiesa dedicata a San Lorenzo è stata costruita su un terreno pubblico. Signora, lei abita qui dal 67, 50 anni che vive in una casa costruita su un terreno pubblico. Terreno pubblico? Questo non lo sapevamo noi.